In cammino per risvegliare la fede, i giovani liguri hanno raggiunto il santuario del Mirteto a Ortonovo, tanti desideri e gli spunti di riflessione emersi durante il percorso. Rapallo attende l'avvio del nuovo appalto sulla raccolta rifiuti, ad oggi il servizio ha grosse lacune e ai meri non è motivata, dice il sindaco. La nuova impresa attende la chiusura delle vie legali. Un sorriso per l'Anfas. Venerdì 24 agosto allo Stadio Comunale di Chiavari si affronteranno Nazionale Italiana della Solidarietà e Campioni del Cuore a sostegno dell'ente chiavarese. Amicizia e la città del futuro sono i temi del campo estivo dei ragazzi dell'oratorio di Monleone e dei ragazzi della parrocchia di Bacezza Repia. Stasera nuova puntata di Estate Giovani. Buongiorno a tutti, ben arrivati al TG13, prosegue il viaggio dei giovani liguri diretti a Roma e anche noi proseguiamo in questi giorni seguendo il loro cammino che dalla nostra diocesi si è spostato nella diocesi di La Spezia e questa mattina da Levanto hanno raggiunto il santuario di Nostra Signora del Mirteto ad Ortonovo. Da lì vediamo la corrispondenza di Don Luca Sardella che sta compiendo questo cammino insieme ai ragazzi della nostra diocesi e ai ragazzi della Liguria. Grazie, prendiamo la linea dal santuario di Nostra Signora del Mirteto, siamo a Ortonovo in provincia della Spezia. Siamo alla quarta giornata di cammino per il viaggio dei giovani di Genova, Chiavari e La Spezia in direzione di Roma. La notte è trascorsa a Levanto, accolti dal circolo ANSPI. Questa mattina il cammino a piedi da Casano di Ortonovo sino a questo santuario che sorge proprio in prossimità del paese di Ortonovo che vediamo alle nostre spalle. Insieme a noi Chiara Parodi, incaricata regionale di pastorale giovanile. Chiara, la stanchezza si fa sentire al quarto giorno? La stanchezza si fa sentire, però il cuore è caldo, c'è un bel clima tra i ragazzi, si cammina insieme, si prega, si ascolta, è bello, ci sono dei bei sorrisi, dei bei volti, si fa sentire Gesù, la sua vicinanza, ecco. È un cammino fisico, impegnativo per certi versi, ma è anche un bel viaggio interiore quello che stanno compiendo i 150 ragazzi. Certo, la stanchezza, il fisico patisce il caldo, però c'è tutto il cuore che si muove, no? La domanda su che strade vogliamo prendere nella nostra vita è quella che ci guida un po', no? Che cosa cerchiamo, e quindi scopriremo. Questo cammino verso Roma ci farà pregare per il sinodo, ma anche pregare un po' per capire qual è la strada di ciascuno per la propria vita. Il cammino come un'occasione per rimettersi in gioco nella vita e nella fede, e anche l'esperienza di 3 giovani famiglie che sono qui con noi nel cammino verso Roma. Abbiamo incontrato una di queste coppie, Marco e Francesca. Ascoltiamo la loro storia, poi la linea può tornare allo studio. Marco e Francesca, siete sposi da neanche un anno, avete scelto di condividere insieme questo cammino come famiglia. Perché? Innanzitutto abbiamo scelto di condividere questo cammino perché ci siamo conosciuti nel servizio e quindi da sposati continuiamo il nostro servizio con ritmi un pochino diversi, però vogliamo comunque portare avanti. Abbiamo scelto insieme di portare avanti questo servizio e di farlo anche come famiglia, come coppia sposata. Non è facile perché comunque nel mondo fare famiglia non è proprio all'ordine del giorno, però ci si prova cercando insomma di fare della famiglia una piccola chiesa, come diceva Carlo Carretto. E cosa vi sta regalando questo pellegrinaggio? Sicuramente il pellegrinaggio, come sempre, dona la capacità di mettersi un pochettino in gioco nelle fragilità e nelle debolezze e anche nelle bellezze, quindi sicuramente questo,
oltre alla possibilità di vivere un momento di comunione e di sinodalità tutti insieme. È un modo per affrontare le fatiche insieme, per cercare di condividere, no? Anche nelle cose pratiche, nello zaino, tutte queste cose piccole, anche un po' la quotidianità che poi in realtà viviamo tutti i giorni, e poi andare comunque insieme dal Papa, da sposati, insomma, anche questa è una cosa che non l'abbiamo ancora fatto da sposati, l'abbiamo fatta prima ma lo facciamo anche adesso. Il cammino prosegue, nel pomeriggio i giovani raggiungeranno Casano dove partiranno in pullman per Sarzana, questa sera alle 21:30 la penitenziale nella chiesa di Santa Maria di Sarzana. Domani l'ultima tappa ligure del cammino con la partenza per La Spezia, alle 15:30 ci sarà un incontro di tutti i ragazzi della Liguria nella cattedrale di La Spezia, alle 16 la testimonianza di Nuovi Orizzonti su Carlo Grisolia ed Alberto Michelotti, due giovani che si sono impegnati a vivere il Vangelo insieme con radicalità. Alle 18:30 la partenza per il Molo Italia in battello, direzione Porto Venere, alle 19 la Santa Messa sul piazzale di San Pietro e alle 21 il concerto dei Gen Verde. Sabato poi ci sarà l'incontro con il Papa al Circo Massimo, ma avremo modo di dettagliare anche le dirette di Telepace. Ora cambiamo argomento, parliamo della situazione rifiuti a Rapallo che non è semplice la gestione del servizio di raccolta, soprattutto in questo periodo. Il Comune si trova in un momento di interregno con il passaggio al nuovo appalto che dovrebbe avvenire a fine settembre. Il condizionale è d'obbligo, nonostante il TAR abbia rigettato il ricorso contro l'impresa che ha vinto l'appalto. È infatti possibile che venga chiamato in causa il Consiglio di Stato. Sentiamo. Il Comune di Rapallo spera di partire con il nuovo appalto per la raccolta dei rifiuti il prossimo 30 settembre. Attualmente c'è un impasse che non sta portando nulla di buono, a dirlo il sindaco dopo l'incontro in città metropolitana. Rapallo è monitorata, spiega Bagnasco, ma il servizio ha grosse lacune e in certe zone non va per niente bene. L'amministrazione è alla fine di un percorso con Eimeri e, dice il primo cittadino, è come se a Rapallo si stesse vivendo un momento di interregno. Questo comporta per le amministrazioni dei sacrifici enormi, perché capite bene che noi stiamo vivendo un periodo delicatissimo, l'altissima affluenza delle persone, la vecchia ditta uscente, consentitemi non molto motivata, la nuova ditta che a me è fantasma perché non ha ancora firmato nessun contratto. Stiamo lavorando tantissimo, consapevole che a Rapallo ad oggi sui rifiuti ci sono dei problemi. L'altro giorno il TAR ha respinto il ricorso presentato contro Aprica, società leader nel settore della raccolta rifiuti, che aveva vinto la gara d'appalto per gestire il servizio dal prossimo 30 settembre. Tuttavia potrebbe anche aprirsi la strada per un ricorso al Consiglio di Stato. Mi auguro e ho molta fiducia e molta speranza che alla fine dell'estate, dal 30 settembre, poi cambi qualcosa di concreto. Innanzitutto il nuovo appalto, che sicuramente poi verrà realizzato o da una ditta o dall'altra, prevede delle novità importantissime. Secondo il sindaco, il prossimo sistema di raccolta rifiuti, se partirà, sarà uno dei più innovativi della Liguria. Dalle campane con la tessera magnetica per l'apertura, non solo, a delle idropulitrici che puliranno sotto le macchine senza fare in modo che le macchine devono essere spostate. Non verrà fatto il porta a porta tradizionale perché i nostri tecnici ce l'hanno sconsigliato, ma verrà fatto un porta a porta ad hoc, cioè per gli esercizi commerciali ci sarà un porta a porta, per le abitazioni ci sarà la tradizionale raccolta differenziata e poi punteremo molto sui lavaggi e sugli enzimi particolari che verranno propagati in città. Un incidente si è verificato questa mattina lungo il tratto di autostrada A12 tra Recco e Chiavari in direzione Livorno. 3 feriti, di cui uno trasportato in codice rosso a San Martino di Genova con l'elicottero. L'incidente pare sia stato originato da uno scontro tra 2 moto ed un mezzo pesante. A bordo di una delle 2 moto viaggiavano un uomo e una donna. Ad avere la peggio la donna, che avrebbe riportato trauma facciale e traumi agli arti. Trasportati sulla piazzola di sosta di Cogorno, la paziente è stata trasferita in elicottero all'ospedale San Martino di Genova. Gli altri feriti sono stati ricoverati al pronto soccorso di Lavagna. Sulla dinamica si sta ancora indagando. Lungo la tratta autostradale si sono verificate code sino ad 8 km, rallentando il traffico per circa un'ora. E ora spazio all'economia. 2 giorni fa il Senato ha approvato in via definitiva il decreto dignità. Diverse le misure contenute nel nuovo documento riguardanti il lavoro. Ne vediamo alcune nello sportello Economia del giovedì.
Il bonus del 50% dei contributi per le assunzioni di under 35 sarà esteso anche al 2019 e al 2020. Servirà un decreto attuativo di concerto tra i Ministeri del Lavoro e dell'Economia. L'esonero del 50% dei contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro è riconosciuto per massimo 3 anni e con un tetto di 3.000 euro su base annua. I nuovi voucher potranno essere usati da alberghi e strutture ricettive che hanno fino a 8 dipendenti e utilizzano i buoni lavoro per pagare le prestazioni di pensionati, studenti under 25, disoccupati e percettori del reddito di inclusione o altre forme di sostegno. I voucher per il settore agricolo, alberghi ed enti locali non potranno essere usati per un arco temporale superiore a 10 giorni. Gli aumenti contributivi dello 0,5% per i rinnovi dei contratti a termine non si applicheranno ai contratti di colf e badanti. I contratti a tempo determinato, compresi quelli in somministrazione, non potranno superare il 30% dei contratti a tempo indeterminato della stessa azienda. Previste multe di 20 euro al giorno per il comportamento fraudolento. I costi aggiuntivi applicati ai rinnovi, pari allo 0,5%, si applicheranno anche ai contratti a termine in somministrazione. Sono state aumentate le indennità in caso di offerta conciliativa per i licenziamenti legittimi. Ad oggi le mensilità minime da corrispondere sono 2, le massime 18. Con la modifica si andrà da un minimo di 2 a un massimo di 27. Se il contratto a termine supera i 12 mesi e non verranno indicate le causali, il contratto si trasformerà automaticamente a tempo indeterminato. Le somme derivanti da sanzioni applicate alle aziende che delocalizzano prima dei 5 anni successivi al ricevimento di contributi pubblici saranno riassegnate ad un fondo finalizzato al finanziamento di contratti di sviluppo ai fini della riconversione del sito produttivo. Un sorriso per l'Anfas. Con questo slogan venerdì 24 agosto alle 20:30 allo Stadio Comunale di Chiavari scenderanno in campo 2 rappresentative, la Nazionale Italiana Solidarietà composta da ex calciatori, cantanti, attori e personaggi di fama internazionale e i campioni del cuore, politici regionali, amministratori locali, sindaci, parlamentari, sacerdoti e giovani. L'obiettivo è quello di aiutare l'Anfas Tigullio Est a sostenere gli elevati costi di adeguamento alle normative vigenti della struttura per i residenziali. Sentiamo. Com'è nata questa idea? Questa idea è nata dall'esigenza per quanto riguarda la struttura dei ragazzi dell'Anfas che aveva bisogno di agibilità e non potevano avere per motivi burocratici e quindi mi sono rivolto al presidente Toti, il quale purtroppo in questo momento abbiamo visto che la regione non aveva grandi disponibilità. Ho parlato col sindaco di Capua e la stessa cosa per quanto riguarda il comune di Chiavari e allora insieme abbiamo pensato di creare un qualcosa di diverso. Mi sono rivolto anche a Sandro Giacobbe che si è reso subito disponibile e abbiamo pensato appunto a una partita del cuore. Qualche nome, qualche anticipazione? Ma i nomi, diciamo, tra i nomi più famosi a livello di calcio, ex calciatori, ci sarà Mussi che ha giocato nel Milan, nel Parma, Battistini nel Milan, Francini, grande compagno di Maradona con uno scudetto al Napoli, Stefano Eranio, indimenticato giocatore del Genoa con Mario Bortolazzi. E poi personaggi come Paolo Brosio, come Paolo Conticini, Moreno e poi c'è Edson che ha vinto Tu sì che vales, insomma poi ci sono altri che man mano si stanno aggiungendo però insomma sarà una bella formazione. Chiavari è il comune ospitante, il sindaco di Chiavari fa parte dei campioni del cuore che saranno avversari della Nazionale della Solidarietà. Come vi state preparando? Ci stiamo preparando. Abbiamo un allenatore di prestigio, abbiamo Gigi Cagni che ha aderito a questa iniziativa, abbiamo sindaci, abbiamo Carlo Bagnasco, Paolo Donadoni, Matteo Viacava di Portofino, abbiamo consiglieri regionali, Vittorio Mazza, il presidente della regione Liguria Giovanni Totti e altre personalità. Ci stiamo preparando in maniera abbastanza blanda. Però lo facciamo con spirito di servizio, dobbiamo ringraziare anche la Virtus Entella, il presidente della Virtus Entella, con l'aiuto di tutti otterremo un ottimo risultato.
Ricordiamo che sono aperte le prevendite al Virtus Entella Store in Corso Colombo 37 a Chiavari, alla Tabaccheria Metaldi di Via Martiri della Liberazione sempre a Chiavari, oppure facendo una donazione all'associazione Anfas Tigullio Est Onlus attraverso il loro IBAN e inviando successivamente una mail all'indirizzo partitadelsorriso@gmail.com con copia del bonifico effettuato. La partita sarà trasmessa in diretta su Telepace 1 al canale 15 e su Telepace HD al canale 515. Ora sfogliamo le pagine dei quotidiani insieme a Marco Revello, poi tutte le altre notizie. Mai più schiavi, questo è il titolo di Avvenire in prima pagina. Foggia, doppia marcia per i diritti dei braccianti, manifestazioni sindacali contro il fenomeno del caporalato, le asse al ribasso della grande distribuzione strozzano i produttori, indiano sfruttato muore nei campi del Casertano. E poi ci sono polemiche che dal Belgio rimbalzano in Italia, siamo stati migranti, la Lega attacca le parole del ministro europeo Moavero, il ricordo della tragedia di Marcinelle scatena polemiche. E poi bloccati 96 progetti, periferie senza svolta, vediamo all'interno del quotidiano Avvenire, saltano 96 progetti delle periferie, sindaci all'attacco, fondi fermi per 2 anni a rischio i rilanci di Scampia, nel decreto mille proroghe, congelate le risorse, convenzioni sospese, decaro dell'Anci dice furto con destrezza, l'esecutivo viene meno alla parola data, il Movimento 5 Stelle però replica semplice rimodulazione, 1 miliardo c'è, polemiche anche in Liguria, lo troviamo sulle prime pagine sulla prima pagina del secolo XIX, piano per le periferie, Liguria contro lo stop ai 93 milioni stanziati, e però il titolo principale della prima pagina è sulla manovra, scontro sull'aumento IVA, Tria pensa ad un ritocco delle aliquote, no di Salvini e Di Maio, Confesercenti a rischio ci sono i consumi. E poi dal nostro territorio minacce di morte alla guardia venatoria della regione che ha ucciso i cinghiali, le minacce sui social, adesso c'è una denuncia. E poi Liguria, lì soccorso dei vigili del fuoco verso l'addio, vediamo nelle pagine interne appunto andrebbe a privati questo servizio, una lettera con i timbri del Ministero dell'Interno annuncia lo stop da fine anno, sindacati e Partito Democratico dicono la regione difenda un'eccellenza ligure ultradecennale, l'assessore Viale da giugno nei weekend vola soltanto un mezzo. Ma ancora sul secolo XIX nella pagina del Levante, gli alberi tornano sulle alture di Sestri 2 anni dopo l'incubo del fuoco, finanziamento di 243.000 euro per il crinale devastato in Val Petronio sulle alture di Sestri, in arrivo a fine estate dalla Toscana 1000 pini d'Aleppo. Il consorzio, la ripresa della vegetazione bassa, crea un ambiente arido, servono essenze alte. Poi il ricordo di quel grosso rogo, quelle ore d'inferno del 9 settembre 2016. Vediamo l'ultimo bollettino emesso dall'ARPAL della Regione Liguria. Possiamo trovare la notizia pubblicata sul nostro sito internet teleradiopace.com e l'ARPAL ha emesso anche per oggi un nuovo avviso meteorologico legato al caldo, tuttavia spiega l'agenzia le temperature sono in via di lenta attenuazione secondo quanto appunto avevamo anche anticipato nei telegiornali di ieri, in quanto dovrebbe esserci l'ingresso sul Mediterraneo di aria atlantica che favorirà un'attenuazione del disagio fisiologico. Dalla mattina saranno anche possibili deboli piogge sparse, la tendenza per sabato, questo venerdì, la tendenza per sabato è di un rialzo delle temperature ma in un contesto più secco e ventilato. Questa notte la minima più bassa è stata quella di Pratomollo a Borzonasca con 11,6 gradi. La massima invece è stata registrata questa mattina a Rapallo con 32,7 gradi. Andiamo ora in redazione per vedere se ci sono altre notizie per noi. Maurizio Garreffa. Grazie Cristina, buongiorno a tutti. Un flash di cronaca. Una donna di circa 80 anni è stata punta da più calabroni questa mattina a Cornia in Val Fontana Buona. Sul posto il 118, l'ambulanza della Croce Rossa di Cicagna. L'anziana è stata stabilizzata e portata al pronto soccorso di Lavagna in codice giallo. Il fatto è avvenuto intorno alle 7:30 di questa mattina. Per fortuna, rassicurano i soccorritori, la donna sta bene, non ci sono state conseguenze. È tutto, a te Cristina.
Grazie, ora uno sguardo alla nostra programmazione, prosegue il nostro viaggio insieme ai ragazzi dedicato alle loro vacanze, ai loro campi estivi. Questa settimana nella rubrica Estate Giovani andremo all'oratorio di Monleone di Cicagna e tra i ragazzi della parrocchia di Bacezza che hanno trascorso un periodo a Reppia. Un'anticipazione. Siamo a Reppia, dove si stanno svolgendo i campi dei ragazzi delle elementari di Bacezza. Andiamo a conoscerli. C'è la prima esperienza ad un campo come animatore, cosa ti ha convinto? Per i bambini, quindi essere tipo da guida per loro, quindi anche che tipo loro in futuro iniziassero a fare anche loro gli animatori. E poi anche perché mi sarebbe piaciuto provare un'altra cosa, tipo l'animatore, visto che non l'ho mai fatto. Qual è il tema del campo? Sono le città che abbiamo scelto sono Chiavari per il primo giorno, poi Villaggio Alpino, New York e la città del futuro. Quali cose ti mancano di casa? Un po' la mamma e il papà, un po' il fratello, quelle cose lì, ma poi basta. Stiamo per andare a conoscere i ragazzi del vicariato della Val Fontana Buona, ragazzi dall'asilo alle classi medie. Andiamo a scoprire qual è il tema del loro campo e come intendono svolgerlo. Il tema del campo è il tema legato all'amicizia. Ed è un tema quindi molto attuale, molto importante per tutti i ragazzi. Si svolge con una storia che ogni anno sviluppiamo durante questo mese in cui stiamo insieme con la visione della storia, la riflessione sulla storia e il lavoro. La rifaresti anche l'anno prossimo? Sì, ormai è 4 anni che vengo all'estate ragazzi. L'anno scorso ero ragazzo e ora animatore, quindi sì, continuerò. Facciamo molte cose, laboratori, corsi, che impariamo anche più delle cose che magari prima non sapevamo. Adesso un po' di blu, come la notte. La puntata di Estate Giovani va in onda questa sera alle 21:10 su Telepace 1. Il nostro telegiornale torna alle 19:15, 20:30, 22:45. Grazie a tutti dell'attenzione e buon proseguimento di giornata.